Nuovamente in live, ci scusiamo per il disagio, ma dopo 8 minuti e mezzo siamo di nuovo allo stadio comune di Bagheria per Bagheria Carenze. Qualche problema nella stream, non di connessione. E siamo di nuovo live 0-0, fortunatamente per noi e per voi è successo nulla nel periodo non collegato, solo una mezza occasione per Ferrara che poc'anzi è stato pescato in posizione di fuorigioco. Ancora 0-0 il Bagheria che attacca. Rimessa attraverso per il Carenze, pallone in verticale, ma c'è Procidi in vantaggio che di testa la rimette in flatrale qualche metro più avanti. Rimessa con le mani, Amato la rimette lì per Cinè che va a vuoto, poi Campanella, cross in mezzo. Ottima chiusura qui di Ferrara che difende anche bene, però lì Carenze insiste con la rimessa. Pallone in area, cercare il momento di Alessandro Ruggero, anticipato sempre alla testa di Procida. Altra rimessa per il Carenze e va avanti a forze rimesse in questa fase di gara. Amato, Stassi riceve il pallone, ha spazio per girarsi Giorgio Stassi, largo c'è Fiorentino, Stassi dà una grande palla, attenzione ragazzi di Fiorentino che si è tutto in linea, la sposta, prova già sul sistema, mette il pallone in mezzo, si è staccato e riceve il 10, poi cross di Cinà, dall'altra parte per Stassi che si cordia, manda il pallone al lato ma c'è una posizione irregolare per il numero 9 del Bagheria. Ha appoggiato molto bene il ribalto su Cinà che era arrivato in sua posizione, poi la girata di Stassi, la palla che è terminata larga, comunque pescata in fuori gioco. Allora punizione per il Carenze, al rinvio Gallina che deve però poi c'è anche un poco di vento. Invia l'altissimo perché lì Carenze vola Costa, anche lui altissimo. Adragna si appoggia su Cannatella che torna dietro. Tassone sbaglia, allora Badami ne approfitta, fa viaggiare Fiorentino, 2 su di lui, Fiorentino va al cross col destro per Stassi che si è insito qui, intervento a vuoto, Stassi prende la mira e calcia e manda alto. Prima vera occasione per il Bagheria con Stassi che ha fallito una buona occasione sul buco clamoroso difensivo da parte di Sudano che era intervenuto ma ha mancato il pallone. Stassi ha sparato alto. Invio Gallina, sempre gli attaccanti di testa. Florio, anche lui fa valere i centimetri. Fiorentino vince questo duello, si gira bene, poi con l'esterno prova a entrare la gran palla per Stassi in posizione perché è partito da dietro, non Cinà ma lui su questo pallone va al cross, lo stampa su Tassone, rimessa a dare per il Bagheria. Pronto a battere Cinà, in area Stassi, Fiorentino, Ribado e Ferrara, sta arrivando però anche Florio. Cinà batte in mezzo, Tassone mette fuori. Badami larga su Gastone che sceglie il cross, che è l'inserimento di Stassi, fuori gioco. Forse era Ribado che era in posizione regolare, Stassi se la prende con l'assistente ma a suo avviso partito con qualche secondo di anticipo. Giorgio Stassi che ha voglia di far gol come al solito anche a piani in una partita complicata è riuscito a sbloccarsi sul calcio di rigore, anche se è balza poco perché non ha trovato i 3 punti per la sconfitta alla squadra di mister Pagano. Miceli arriva su questo pallone, lo blocca e riparte da dietro. Ferrara vuole il controllo, poi grande palla in verticale coraggiosa verso Stassi, l'anticipa a Ribaudo che quasi la leva, poi pasticina, Ribaudo calcia addosso a Gallina. Non si sono capiti qui il 9 e il 10 bagheresi. Ribaudo forse in una posizione
migliore, più favorevole forse rispetto a quella di Stassi. È arrivato lui sul pallone, ha calciato, ma centrale, facile preda di Gallina questo pallone che va a rinvio lungo. Procida, svirgola di rinvio. Tassone, occhio al pressing qui di Ribaudo che lotta e portava il pallone ai due giocatori di Carenza, pallone in verticale, troppo su Cinai che mette fuori. Badami si appoggia su Florio che intelligentemente cambia gioco a sinistra da Ferrara, su posizione di Gastone. Ferrara lo premia, Gastone guarda in mezzo, rientra, grande finta a sé avversario, poi cross sul secondo palo per Stassi che era liberissimo, allontanato, poi Fiorentino al volo, bella conclusione, palla che non si abbassa e terminato dopo 3, ma il Bagheria sta tenendo la marcia alta e sta prendendo le misure verso la porta di Gallina. Rinvio Giovanni Gallina. Florio contro Cannatella, vince Florio che poi viene steso. Gastone, pallone in verticale interessante per Stassi, ottima copertura qui, anche se la palla è troppo lunga, ha lasciato